Buono, buono, buono. Ok. Vediamo se arriva qualcuno. Ok. Ok, allora vediamo un attimo. Ok. C'è qualcuno? Cazzo ha... Ok. Non c'è sta... Oh, ecco Guy, ecco Guy. Vediamo in quanti siamo, Guy. Sono proprio curioso. Un spettatore, Pole Mangai. Ma no, un problema qua con il tablet, porca miseria. Aspetta un attimo, Guy, scusami. C'è solo il piccolo Guy. Ok. Che palle. Ok. C'è un attimo di polizia. Tanto vediamo se viene qualcuno, Guy. Se non viene nessuno... Ci mettiamo io e te a parlare del mondo. Allora. Siamo in live. E questo almeno è sicuro. 2 spettatori. E questo è altrettanto sicuro. Paul, scrivi un attimo per vedere se ci sei, perché dopo la chat sparisce, porca miseria. La chat di Guy. La GUI chat. Vediamo se il piccolo Guy mi scrive qualcosa. Eccomi, eccolo qua, sì, Guy, lo leggo. Però proprio problemi col tab, porca miseria. Sì, diciamo che forse è un orario un po' difficile, appena è aperto il canale, non è proprio semplicissima la cosa. Ecco. Ti piace comunque il camion Olanda, DAF Olanda, ragazzi? Ok, allora, ragionamos. Vabbè, ascolta, tanto noi andiamo e vaffanculo.
Stiamo da Amsterdam a Pärnu in Estonia e stiamo portando scatole vuote. E portiamo sempre scatole vuote, proprio è il nostro marchio di fabbrica portare scatole vuote. Ai ai ai. Avvertimi Paul se lagga il gioco. Aspetta un attimo. Eccolo qua, questo è il camioncino. Molto faigo. Cioè, il camioncino vale tutto, Fiori. Quando puoi, Eyman, aggiornami. Ok, le luci non servono adesso, però. Ok, queste le togliamo. Ok, le mettiamo dopo. No, la radio, aspetta, ma porca puttana. Ecco, benissimo. Ah, benissimo, che bello. Ho stato il pulsante sbagliato, scusate, raga. Tutto fluido, ok. Saluto. Ciao Scanf. Saluto se c'è qualcuno di nuovo. Siamo con il nostro DAF Olanda, pronti a dominare il mondo. Menca il Mencarelli? È il Mencarelli nazionale? No, grande Menca, signori. Signori, un Menca in grande spolvero. Dobbiamo fare un bel viaggetto verso l'Estonia, ragazzi, quindi un viaggio bello lungo. Il nick mi è familiare, oh, ma è incredibile Francis Ford Coppola. Ciao Mario Kebab. Non so chi sei, però ciao. Ciao Marione. Ciao Marione Kebab. Questo è il nostro camioncino. Abbiamo anche le luci che però le mettiamo di sera perché ha poco senso di giorno. Tom Cruise Control. Sì, comunque vedo che si vede molto bene, sono contento, sono contento. Nostalgia, nostalgia canaglia. Mario Kebab me lo godo. Mario Kebab me lo godo. Dai, tra un po' mettiamo le luci quelle ignoranti. Dai, dobbiamo cercare di salire con questo canale, cazzo. Sto facendo un po' di esperimenti anche. Fluido, va fluido, perfetto. Domani pomeriggio se mi gira ci facciamo Football Manager, eh? Ok. Ora siamo. Ok, Onsbrook. Abbiamo ancora 1500 km, ragazzi, Iscriviti Marione, iscriviti. Non te ne pentirai. Poi con camion così leggendari, cioè. Vediamo quanti incidenti combino. Faccio oggi, sono proprio curioso. Devo pensare, Gaio, come spammarmi un po' da YouTube. Chiaramente posso mettere i video. Tanto domani c'era il video di Football Manager dove faccio un recap, diciamo, della carriera.
Dopo non lo so proprio, sinceramente. Non sono molto bravo su ste robe. Però ho detto devo cominciare, perché se non comincio mai dopo veramente non comincio più. Invece oggi comincio di brutto, proprio a cannone. Eccole qua, eccole qua. Le tipiche manovre arroganti. Sì, lo fa, domani con Football Manager sarà così. Guardate l'arroganza di quest'uomo, ragazzi. Quanto è arrogante il Cube, ragazzi. Quando siamo in Deutschland comunque, la strada è ancora molto lunga, mamma mia. Allora, c'è veramente la vaneggiata cronica. Cioè, perché se qualcuno non mi conosce, io sono famoso, sono veneziano, quindi non ho neanche la patente, però sono famoso per i grandi vaneggi in tangenziale. Se mi blocco in tangenziale faccio retromarcia in tangenziale. Questo è epico, quel video sul tubo, cazzo, è epicus. Poi devo andare dritto verso Berlin e Hannover. Transport Spedition. Ok, guys, sì, perfetto, guys, ti amo, cazzo. Ti lovo, guys. Però se nessuno scrive vuol dire che siamo 6 dello zoccolo e 2 e 6, cioè 2 dello zoccolo e 6 sarà qualche, non so, qualcuno di esterno magari. Dai, vecchio, dai. Mamma mia, oh. Fa un po' fatica il ragazzotto a muoversi. Comunque anche il camion interno, un Playboy. Dai, match. Sei escort basta. Magari, vecchio mio. Sto viaggetto è bello lungo, comunque alla fine 1800 km circa in totale. Ok. Lettonia e si gode. La Lettonia te la godi sempre. Belli comunque questi paesaggi qua, qua in Germania. Stiamo andando verso Hannover. Salviamo. Dopo non so se posso farti moderatore anche qua, Paul. Dopo guardo. Abbiamo uno sguardo inquietante. Andiamo un po' di Tom Cruise Control. Pa. Neanch'io sinceramente, neanch'io. Però ho visto su YouTube, ho capito subito, sto bravo. Sono stato proprio bravo. Scrivo al bode che siamo su Twitch. Vecchio, se vuoi siamo su Twitch su Eurotrack, Se vuoi venire dopo a fare un saluto, ci siamo.
Sì, ma non so se magari, boh, ancora il canale è piccolo, non puoi fare i moderatori, non c'è. Magari ci sono ste cose, sai, Guy. Guy è veramente, cioè, è il factotum del Cume. Ma che belle strade larghe. E la patente se ne va, e la patente se ne va. Ma non capisco la musica, Guy, veramente sul primo video mi ha dato dei problemi in certe parti. Su questo canale manca della patata. Sappiamo, purtroppo c'è solo la Eli. Ma chi sei? Raga, purtroppo è dura portarla qua. Nostalgia, nostalgia canaglia. Neanch'io, piccolo Guy, non la conosco. Anch'io non conosco Twitch. Comunque ho visto, Guy, che per la parte devi fare almeno tipo 25 ore di live totali, mi sembra. Poi devi registrare per tipo 20 giorni diversi. Buonasera. E l'osso, vecchio. Però fare una media di 75 spettatori, e questa è un po' dura. Così ti aggiorno su questo, Guy, ti aggiorno. Perché mi piace aggiornare, Guy. Buonasera, Mr. Live. Se non sei iscritto lascia pure un cuore, così puoi goderti il Cume. Ammazzare la gente su Eurotrack e su Football Manager. Ma non posso abbonarmi al Cume? Non lo so se si può fare adesso, col fatto che non ho la partner. Non lo so, ti ringrazio comunque. So che con Amazon Prime puoi fare l'abbonamento gratuito, però altre cose non le so. Sì, beh, ci si può arrivare, devo essere costante, però il problema è che non è facile tra lavoro e tutto, però dai, vediamo. Ma sì, tanto sai, vecchio, io che non c'è. Forse quello è il problema. È che su YouTube ho visto che c'è stato comunque un calo veramente devastante. Comunque si vedono sì i due link che ho messo sotto delle donazioni e del mio canale YouTube. Grazie Mr. Live, grazie. Grazie Bomber. Allora, possiamo anche accendere le luci fighe, però le luci faighe. Eccole qua. Così godetevi il super camion Olanda della DAF. E ciao, e si gode, e si domina. Canale Twitch ce l'ho, cioè ce l'ho da un po', però è attivo da oggi. Orari costanti, ok. Devo andare a letto però, Porca puttana, devo andare prima. Oh, perfetto, grazie. Ok, orari costanti. Cioè al pomeriggio mi piacerebbe far Twitch. Al pome. Secondo me comunque dai, mi sembra bello, a parte qualche laghetto, ma quello anche perché sto giocando in quasi 4K, ma mi sembra che sia super fluido con una grafica eccellente, no? Eima mi può dare garanzie su questo. Comunque Football Manager non mi aspettavo un inizio così, sono contento, speriamo bene, ma cioè, partire da senza squadra così in maniera arrogante. Che arrogante sto però. Cazzo, devo andare a dormire. No, qua. E arrivano gli incidenti. Dai che arrivano. Perfetto. Grazie piccolo Guy. Ma stiamo anche tirando bene, siamo sui 111 all'ora. Vara sto goldo. Fa il figo, no? Con la decapottabile. Maledetto.
Devo pensare anche alla web però, in qualche modo. Cazzo, devo andare a letto, porca miseria. Katie è salita di livello e si gode, e si gode, e si gode. Ok. Devo trovare il più velocemente possibile, però devo anche rallentare, mamma mia. Stiamo a questa velocità, ragazzi, perché se almeno faccio un incidente. Lo so, che la web non piccoglioni perché a volte sono... Cioè, lo so, mi crea ansia la prestazione a me la web, purtroppo. Allora, scusa, c'hai il link, puoi donare il tuo Cume dai 100/600. No, scherzo. Forse bisogna aspettare la partner. Comunque siamo in 14 e contando che su YouTube ero a 30, sullo Zoccolo Duro, che è sempre stata una serie che andava bene, cioè in proporzione siamo di più qua. Figo da paura, magari una volta forse. Cioè una volta, neanche tanto figo, però ormai sono decaduto. Cioè, guardate la figonaggine di sto camion, però, ragazzi. Cioè, dai, ho stile nel creare camion. E cioè, ormai, vecchio, capirai, quando arrivi a 30 anni capirai che... Ciao, vecchio, ciao, Tonio. Che non sai che non sei più tanto giovane, fidati. Dove devo dormire? Devo dormire. Dai, forse una distributore c'è, speriamo ci sia anche una piazzola per dormire. Catroia. Alla grande, Tonio. alla grande. Hai giocato dopo uno dei migliori. Uno dei migliori. Il mitico Tonio. Com'è andata la festa, Tonio? Come le è andata la festona? Sì, siamo in lotta a promozione. Purtroppo abbiamo... Peccato l'ultima partita, siamo a meno 6 dal secondo posto. Però, boh, cioè, grandi chance di andare ai playoff. Una grandissima chance. Abbiamo il camion Milka. Lo so che sono stanco. Porca miseria. Speriamo di poter dormire, se no sono dolori. Andiamo piano, va, che almeno se facciamo un incidente andiamo piano. Ok. Siamo proprio nel cuore della Deutschland. No, domani no, si può dormire domani. No, siamo con lo Zoccolo Duro, ho creato una nuova squadra con maglie nuove, logo personalizzato. Una faigonata proprio, una faigonata. La benzina non serve. Ok. Buono. Perfetto. Oh.
Mamma mia! Ho sbagliato tasto, che pirla. Ciao, stavano via senza rimorchio, che bello. Lo so, perché sono con la luce chiusa, mamma mia, che panicata. Ma... e arrivano i vaneggioni. Sono un figo, sono. Dopo sta live comunque la riproponiamo su YouTube. Ecco l'alba. La tipica alba comendiana. Quanto amo il lo sai che se non vaneggio non sono io. Il cuore deve sempre fare le cagate. Quando siamo riusciti a dormire, questo è importante. Per questo grande Tonio. Comunque oggi Mertens mi ha fatto qualcosa di positivo sul fantacalcio, eh? Oh, stiamo andando verso la Poland. Verso la Polonia. Ecco. Alle 8 chiudiamo le luci blu, dai, alle 8. Beh, sto facendo un bel campionato però, siamo dal primo fino alla partita scorsa, purtroppo ho perso. Però sono soddisfatto. Siamo in Polonia, raga. E adesso si corre. Very good. Ah, adesso devo pagare anche. Cioè arrivo in Polonia e subito si paga. Ok. Grazie. Meno male che non sono andato dritto come nei bei tempi. Ok. Niente telecast. Perché niente telecast? In che senso? Guarda che bello qua. Bello sto ponticello, diciamo. Dai, Daff, dai, tira. Quanto pesanti siamo? 22 tonnellate. Qua stanno facendo dei lavori. Buono, buono. Dai, siamo quasi ai 1000 km. Ma scusate una cosa, che quando registro noto che... Scusate un attimo. Ma... Perché? Ah, vedi, ecco cos'era. Sono proprio in... Perché ha messo sta cosa? Vedevo c'è qualcosa che non andava, sinceramente. Cioè, proprio 4K quando streamo anche no. Alto. Distanza, qua anche basso, non mi interessa. No, possiamo anche mettere ultra, dai.
Porca miseria, mi ero accorto che c'era qualcosa che non andava. Ok. Boh. Cioè 4K non li posso fare, intanto la differenza non si vede, però pesa di più. Che cazzo. Vediamo se si è salvato. Ok, lo sento. Boh, perfetto. Boh. Ottimo direi. Ottimo direi. Perfetto. Però ho ancora le luci le accese. Ok, ciao. Ma si buca tutto, si buca, no qualche. Tutto si buca. Noi buchiamo tutto. Sì, sì, tutte le espansioni. Servono tutte purtroppo. E diciamo che scaricare la Pro Mod hai pro e contro, scusate il gioco di parole. Benzina aveva autonomia ancora per 1237 km, quindi molto good. Ma prendilo vecchio, vale troppo la pena. Cioè, non puoi non prenderla. Ma adesso devono uscire anche i paesi baltici. Ma stiamo tirando molto bene, eh? Sono molto molto soddisfatto. Incassiamo 3000 da Maximilian. Puttantura del Day One. Ovvio che sì. Ovvio che sì. Prepareremo, oddio, prepareremo anche un camion tamarro ai massimi proprio. Che già questi non scherzano, però. Eyman, vedi differenza adesso con il cambio di risoluzione? Penso proprio di no, perché lo chiediamo sempre a Guy, che è lui l'esperto di tutto. Nostalgia, nostalgia canale. Sinceramente no. Sì, beh, ma ovvio, ma da 2500 per 1400 a 3000 su giochi così non vedi la differenza. Ma l'orario... Dai, che sei bello sveglio. Non lo so, vecchio, guarda. Non lo so, magari fino all'1:30, adesso vediamo. No, comunque... Beh, ma comunque se non hai visto differenze abissali subito vuol dire che non ci sono, insomma, se no le vedi. Dai, siamo un po' svegli, vi regalo una live a quest'ora, cioè. Cioè, vi regalo queste chicche. L'autista Michele è salito di livello. Bene. Molto bene. Grazie Guy, grazie. Grazie piccolo Paul. Mi hanno consigliato un po' di giocatori su FIFA, Crespo Prime, Baggio Prime. Vediamo, vediamo.
Ok. Piano. Ok. Quanto mi piacciono le eccezioni di Guy. Beh, 20.000 crediti sono un po' pochi. Ma Tonio, ma tu ce l'hai per PC o per console, FIFA? 20.000 crediti, cioè non lo so, è una squadra di giocatori a buon mercato che costano poco, sono Schmeichel in porta, Mendy, come si chiama? Adesso non me lo ricordo. Poi vabbè, a centrali puoi mettere Bailey, normale, e Stones che mi sono trovato bene quando ho cominciato. Centrocampo Fred, Fernandinho, in attacco Vardy assolutamente. Notte che va, grazie. Marez è una bestia, molto più di Salah secondo me. Poi questi insomma. Ruud van Nistelrooy sì, però per il gioco che faccio io avrei bisogno di un altro prime. Ecco, già Van Basten con calciatore puoi veramente far merda. Fred compralo però, Fred, Mendy, Vardy sicuri. Ma per cosa ce l'hai, scusami? Grande. Sì. Però Tonio, ce l'hai per PC? La PS4, Dio Cristo, perché sta cazzo di PlayStation 4? Dobbiamo fare il Pro Club. E ride. Quanto è porco Tonio, quanto è porco. Quanto me lo godo sto camion, ragazzi. Quanto me lo godo. Il Tonio mi manda i cuoricini. Però sarebbe bello incassare nella realtà quello che incassiamo qua, 5.000 euro così, tac. E noi li incassiamo, e noi li incassiamo. Viaggio veramente, no, tranquillo, di più. Per adesso. Per adesso viaggione tranquilla. Troppo. Vabbè, ma sappiamo che il Cume ci ha abituato a perle, finché il rimorchio rimane attaccato tutto tranquillo. Tutto regolare, tutto regolare. Tutto rego, me ne frego. Emilia, ma non siamo in Italia.
Ai ai ai. Qua sono lavori in corso. Una delle canzoni top del... un viaggetto comunque, siamo, mancano ancora 850 km, Megoglioni. Ciao da Amsterdam all'Estonia, anche giusto. No! Eccolo là! Eccolo là! Ma porco due! Eccolo là! Eccolo là! Ma vaffanculo, va! Ma vaffanculo! Appena detto! Ecco! Per guardare la chat, è colpa vostra! Che cazzo? Ma no, ma no, ma no, ma no! Quanti soldi ho perso? La chat. Tutta colpa della Polonia. Boicottiamo la Polonia. Ma vaffanculo. Beh, è chiaramente colpa della chat. Stiamo scrivendo in miliardi. È colpa della chat, sì. È sempre colpa della chat. Dai, però sto DAF... Cioè veramente, per arrivare alla velocità che voglio io ci mette 3 anni. 11 persone di cui 3. Siamo grandi, Beppe, siamo grandi. C'è la Pula. Il pulmino me lo godo, il pulmino. Occhio. Mamma mia che casino, raga. Che bello però. È la mascotte, ragazzi, la mascotte. Ok. Una faccia inquietante. Oh my god. Dai però, dai. Scusate un attimo, raga. Eccoci qua. Dai, vecchio, su. È un po' lentino adesso, Mi sta andando via merda il camion davanti, Il cume si distrae. Ma il cume è questo, ragazzi.
Questo è il piccolo Cuba. Guarda che belle però queste zone qua. Dove siamo? Verso Varsavia. Ah, Grande Togno. Prima dei porno ci sta il Cume. È una cosa che proprio che va cioè a braccetto. Certo Guy, ma io sono questo, sono il gondolaro. Prima della nanna, prima delle pippe. J. Carrion. Ah, ma sto camion è di una bellezza disarmante. Dai, vai piano, fammi passare. E fammi passare, oh, ambi di questa, oh, ambi di questa. Ovvio che sì. No! Che riflesso da fenomeno. Proprio cazzo, devo andare di qua. Ok. Che riflessone, raga. Guardate che belli questi posti, ragazzi. È tutta promozione, mi sembra. Mamma mia che rischiata però. Rischio pressoché inaccettabile. Varsavia esploreta e godo e salviamo. Ok, mancano 740 km. Bello impegnativo sto viaggio. L'Ikea Auchan, ragazzi, c'è una Polonia stile Italia. Chissà, sarà gente straniera magari. Gente a caso. Ok. Qua qualcuno ha fatto un incidente. Oddio il Tonio, it's impossible Tonio. Dio ha creato il mondo, Dio ha creato Tonio, due cose perfette. Siamo sotto i 700 km all'arrivo, 6,92. Stiamo tirando bene adesso, addio, qua andiamo addirittura a una corsia
con doppia linea con doppia linea continua, non puoi sorpassare qua neanche se vuoi. Che drogati, i miei drogati preferiti. Sorry, I don't speak spaghetti. Ecco. Subito spaghetti, incredibile. Per tutti tranne che per i gondolari. My channel is very well my channel is the fantastic please Heyman guy, he is a fantastic woman in the world. Forse non devo mettere lingua italiana, metto lingua inglese e viene più gente. Mamma mia. Oh. No, no woman, no cry. Ma no, io scusa, faccio finta, in realtà scrivo che la live è in inglese, poi parlo in italiano. Ciao, sono Polemangai, sono Demacomer. Sono da Vacomer Center. No, no, Heyman, no cry. Quanto amo Vacomer. Si vede che è tardi. Perché quando è presto invece siamo sveglissimi, siamo. No, no woman, no cry. Sapete che sto esplorando un sacco di città. Stiamo andando bene. No, Maurizio che ha fatto delle belle cose in live, grande Mauri. Grande Mauri. Michelotto ale, Mauri Michele Mauri Michele ale, porco due ale. Ma che cazzo? Ah, è rosso. Dai. Perché American ancora troppe poche mappe. Dai, cazzo, dai. Ok. Perfetto. Manovra di prepotenza. Proprio qua devono fare i lavori.
Dai, 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 fammi passare. Fammi passare, vai piano, stronzo. Ok. Ottimo. Maurizio Michelotto, la cosa più bella del mondo. Occhio, questa è una curva bruttina. Ok, qua andiamo un po' per marciapiedi. Ottimo. Guarda che bello. Questa si chiama rotonda. Che viaggetto. Manca ancora tantissimo, c'ho Amsterdam, Pärnu, che in Estonia è bello lungo. Dobbiamo arrivare entro sabato alle 1:55. Ci siamo stramega dentro. Aspetta che dovrei andare dritto magari, grazie. Salutiamo. Beh, diciamo che quel punto là del ponte l'ha proprio messo bene, Ci sono veramente zone desolate della Polonia. Stiamo tirando bene adesso, Attenzione che la strada comunque non meravigliosa come larghezza. Ottimo. Ok, Tom Cruise Control. Le zoccole non so. Qua vediamo poca roba. Non si vede molto qua. Magari. Veramente traffico zero qua. Ho appena detto tac. La polizia la pula. Attenzione, stradine non belle, Rimango 92 col Tom Cruise Control, ma devo stare molto attento. No, no woman, no cry. No, no guy, no merda. Altra rotonda della minchia.
Doppia rotonda? Ecco, per guardare Tonio che scrive che viene a Venezia. Mi fa paura se Tonio viene a Venezia. Ok. Fanculo. Ecco il Bode. Bode, metti il cuoricino e soprattutto lascia i tuoi milioni di euro nelle casse di Veneziano. Ah, siamo in Polonia, Bode, siamo in Polonia. Siamo in Polacchia. Si gode col Bode. Che ha fatto di quei gol oggi il Bode in live. E dove c'è il Bode c'è casa. La 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 la. La 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 la. Ancora lavoro il Bodier. Paolo. Sembra eterno sto viaggio. Sto sbagliando strada ogni volta, non lo so. Ecco. Che bravo il Bode che lavora anche a quest'ora per regalarci sicurezza e perfezione in tutti i posti. Grande Bode. No! No! Mamma mia, l'ho sfiorata qua. Ecco i vaneggi come indiani. Tutti che dormono. Non ho fatto danni per fortuna. Vedeva il Bode, siamo in 13, siamo aumentati. Guarda che le strade polacche sono un panico, paura. My God. Ah! Ok. Sto pensando su Twitch la cam, anche perché se dopo facciamo insomma quella cosuccia là sarebbe meglio sicuramente, sì. Però il discorso è che boh, lascia la prestazione io in cam. Guardo più la cam del gioco. Quello è il problema. Sembra una licenza di Gran Turismo, è vero. Cioè, diciamo che se con la cam 4-5 anni fa adesso hai tanti più iscritti sicuramente. Sarebbe cambiato tante cose. No, perché Bode, perché non sono come te il Bode, basta insomma fa vedere lo sguardo, strappa mutande ed è a posto. Io invece non ho questo dono. No, oh, sta fermo, qua sono io. Vabbè ragazzi, ma non c'è paragone. No. No woman, no cry. No Eyman, no cry. Guarda, la Polonia si rivela una città, una nazione meravigliosa dal punto di vista strade. No woman, no cry.
Guarda che bello, però molto caratteristica, nel senso, piena di robe c'è sta città. Aspetta, dai che sono solo tutta la notte, ho paura. Oh, andiamo verso la Lituania, ragazzi. E in Lituania c'è una statua scusate, in onore al Bode per le sue conquiste lituane. Una ragazza di nome Vil e una ragazza di nome Nus. Signori, le conquiste di Paolo Bode. Paolo, trombatele tutte, trombatele tutte. Comincia a piovere, pioggiole, ecco, queste sono le donne che si bagnano per il Bode in Lituania. Eccole qua. Si sono bagnate, raga. Quasi mi riposo. Ah, non posso. No, ho sbagliato strada. Non posso più riposarmi, porca puttana. Ora alle 7 finisce il Bode, ragazzi. Illegale il Bode in 52 stati. Andiamo con le luci faighe. Eccole qua, raga. Ciao. Grande camion olandese. Vedi che io sono stanco, Bode. Speriamo di dormire da qualche parte. Porca puttana. Il Bode è un po' come voi i miei giri. Andavo a letto alle 7. Però non è che non lavoravo, però mi svegliavo alle 6 del pomeriggio. Bei tempi. Ma il Bode non dorme mai. Il Bode è l'uomo senza sonno. Il Bode è una macchina da guerra. Sì, lo so. Ma dove sei in questo momento, Bode? Che fai di bello? Sono tolto un attimo le cuffie, mi sentite lo stesso? Mi sentite, raga? Notte, menca. Grande Bode, grande. Mi sentite comunque? Ok. Comunque sì, finisco sto video, cioè sto viaggio, poi basta. Sì, per farne di là e sarà più, insomma, quando non lavoro, chiaramente. Anche Kaunas esplorata, bene. Molto good. Si ho tolto le cuffie perché ho troppo caldo, cioè ho caldo a novembre. Andiamo a dormire però adesso, Ok. Quanto piove, oh? Quanto piove? Piove, il Bode non si muove. E Gautier, dammi un bacio e scappa da me, Gautier. Tutti occupati? Mi fai dormire così? Bella. Vai.
notte. È notte qui in Lituania. Non piove più. Ok. I capelli. Che cazzo. Ciao. Eccolo qua il camion di notte, tutto su splendore. Oh, quando c'è il Bode arrivano le persone più particolari, cioè. Il nick del secolo. No, Bode, non cominciamo, Voglia traffico, perché quando c'è il Bode? Oddio, quando c'è il Bode, i capelli down. Ti prego, iscriviti al canale I Capelli Down. È sempre stato un mio sogno. La notte è scesa, i capelli down ci sono. Ai ai ai, 386 km all'arrivo e dopo riposo. Ok, ok. Oh. E lui non è lui. E chi lo sa? E chi lo sa? Dai, però devo girare, no. Dai, stronzo. Ok. Qua mi sa che i capelli sono l'ultimo problema. Sono attento col carburante perché ne ho consumato tanto. Cosa succede? Ok. Dai, però, dai. Lasciamoli andare un po' avanti, vaffanculo. Il Cume sta creando una coda interminable, ma non me ne frega niente. Il Bode scatenato, ragazzi. Il Paolo c'è. Ha le mani bucate. No, voglio arrivare, ragazzi, voglio arrivare. Ho fatto 3 live, le sto sentendo un po', Passo da non fare live per settimane a farne 3. Il camion del Cume è uscito da un rave. So this is Christmas and the happy new body. Na 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 na. Come si dice, il carburante c'è ma non ho voglia di fare manovra. E speriamo bene, siamo lì, siamo lì. Sì, vabbè, dai, oggi devo provare, non ho fatto questo che ho un cazzo da fare. Tu intanto fai le foto con la guidotto, brutta porca lodra. Il
bode è un porco lodro, oh oh oh. Il bode è un porco lodro, oh oh oh. I wish you a merry bode, I wish you a merry bode and a happy new bode. Raga, sono in clima natalizio, guarda, vedo l'ora. Sì, perché se dovete, cioè, capito perché non posso vedere la webcam, perché sono stravaccato con le gambe sul letto, il culo sulla poltrona e il volante alla cazzo, con il tasto dell'acceleratore che lo premo con il pene, quindi vi spiego un po' com'è la situazione. Il come mai a sinistra, no mai. Just began. Mary body. The Curious Case of Benjamin Bode. Ma sapete tutti che Poleman aspetta il quarto bimbo? Sì, la signora Gai sta per sfornare il quarto bimbo. Grande Gai! Grande Gai che fa bimbi. Gai fa bimbi, tu no. La pazzia della linea sovrana. Merry Christmas and a Happy New Year. Il Paolo Bode sta con noi anche mentre lavora. Dove sono? Uno si chiama Paul, uno Bode e uno Mangiami il pene. Questi sono i 3 figli di Eamon. Sì, l'ho fatto anche l'altro anno la live con le musiche natalizie. Non ho più carburante, ho bisogno di un distributore. Beh, no. Dai, non fare il classico bambino saccente con il naso a forma di tricheco, dai. Che sono le 5:13 di mattina nel gioco. Giusto? A Ferragosto c'è questa canzone. Di Sodis Ferragosto and Happy New Redentore. E andiamo tutti a Pasqua con il 1° maggio e il 2 giugno. E si va e si gode. E intanto non trovo la possibilità di far benza. Quanti lavori ho? Eccola qua, beh, perfetto. Oh, stiamo lasciando la Lituania. E stiamo arrivando in storia, la nostra meta. No! Cazzo. Ok. Carichiamoci bene. Potrebbe anche essere la Salerno, Reggio Calabria, la Salerno. Io mi chiamo Gai e sono bello come il sole, anche quando è notte e Gai dorme a Bologna. E quando ho visto le foto di Gai nudo sono scioccato. Ok, baby, ok. Andiamo in Estonia.
viaggio. Guarda, per leggere, ma che cazzo succede? C'è un po' di lag adesso, si vede che l'Estonia è laggosa. Molto laggosa l'Estonia. Sì, giusto, sulla Lettonia, scusate. Sorry boss, sorry. Sorry boss, sorry. Guarda che roba. Deve caricarsi la mappa lettonese. O lettoniana. Dai, sono 7 km da lì, che madonna ragazzi. Ogni tanto capita ragazzi con le diciamo mappe di Promozza, ogni tanto qualche lag che poi sto streamando, purtroppo ci sta. Che roba. Un po' di pazienza e si sistema. Dai, che siamo quasi arrivati, raga, sono abbastanza stanco. Andiamo. Laggone, siamo in Laggone, è vero? Dai, 197 fottutissimi km. Bode, il bode del Signore. Ma anche il gioco è stanco, vuole andare a nanna. Ma che palle, oh. O se sto scaricando qualcosa, non lo so. A volte sei con l'antivirus, però strano. Ancora avanti, oh Dio Cristo. Niente, va così. Guarda che roba, cioè è pazzesco. Sta salvando, guarda che roba. Aspetta un attimo, devo controllare un attimo una cosa, raga. Un po' crashato, cazzo. No, mamma mia. My god. Aspetta che adesso faccio la rotonda e poi guardo. Tutto su un colpo. Il computer che sta caricando, non capisco cosa però. Guarda che roba, c'è da stare col freno, ma Dio povero. Ma vaffanculo, va. It's incredible, Cuba. It's incredible. It's incredible. Sono veramente problemi. Così non è mai successo. Possiamo entrare sul menu, grazie. Wow, veramente, cioè. Oh, alleluia. No! Ok. C'è qualche problema? Vediamo un attimo. Cioè, in Estonia non sono mai andato. Può anche essere che l'Estonia sia un po' buggata. Cioè, le Lettonie sia un po' buggata. Allora, controlliamo. Wipo aggredito. Viene aggredito Wipo, questo da parte sua. Disney ti invita. Boh. Molto strano. Scusate.
Secondo me è un problema proprio della mappa. Facciamo così magari. Ecco. Che a volte quello rompe un po' le palle, però. I vaneggi lettoni. I mitici vaneggi lettoni. Vedi, i computer sono così, cioè. Per vedere che il computer della NASA quando vuole vaneggiare vaneggia. Cagare. Siamo a riga. Io voglio andare a giocare nello sconto riga. Mi ricordo Inter sconto riga 97-98. Stiamo andando un pochino meglio. Mamma mia, 161 chilometri. Viaggio veramente, veramente lungo. Siamo da un'ora e mezza in live per un viaggio. Mamma, sembra stare a Marghera con tutte ste rotonde. Ecco. I miei comediani sono proprio drogati ai massimi, c'è poco da fare. Gai. Guarda. Guarda che bello. Lasciamo riga. Tutto rego, me ne frego. Però poi dovremmo fare su Twitch delle live su Magic, cazzo. Il body mi tradisce sempre. Dai, bode, su, bode, che la mamma ha fatto i gnocchi, bode. Bode, dance, vamos a bailar you. Ma sarà questo il nome del tuo canale, Bodesius22? Solo lo chiamerò io. Beh. Vabbè, Magic è un signor gioco, solo che il bode è un porco. Ah, ok. Bene, quindi ti fai un altro canale e ti iscrivi anche con l'altro canale, così ho un iscritto in più. Dai, Bode, ti vogliamo, cazzo, con la tua... Voglio fare solo Fortnite. Sì, che bello. Beh, però Fortnite. Cioè, tra Fortnite e Minecraft, io non so cosa è più brutto, Mamma, proprio Fortnite. Cioè, chi ama i videogiochi non può amare Minecraft e Fortnite. Cioè, scusatemi, ma dice uno che nella sua vita ha comprato... Dire 1000 giochi sono pochi. Tutti originali, quindi penso di poter parlare, proprio scusate, ma c'è la guida del fuoco. No, però veramente sono una cosa inguardabile proprio. La Fortnite per me è peggio di Minecraft, ma non sono giochi, c'è poco da fare. La guida del fuoco. Giulia che Pompini, sì, Giulia, ti prego. Sì. No, neanche Minecraft, neanche. Cioè, tra i due preferisco Minecraft, però anche Minecraft, ragazzi, cioè.
Dai Giulia, dai Giulia, dai Giulia, dai Giulia, dai. Vedi, nessuno è perfetto, mica. I cieli e il bode sono pieni di gai. Siamo quasi arrivati, raga. 79 km. E portala in live, portala in live. E là, incidente con la pula. Noi vogliamo la Giulia, noi vogliamo la Giulia. Vogliamo la Giulia, la. Eccoci qua, siamo in Extoniax ormai. No. Oh! Mamma mia. Panicata. Siamo arrivati finalmente. Qua il porno puoi farlo forse, perché se c'è, visto che c'è Mia Khalifa, qualche altra pornostar che fa qualcosa, quindi forse si può. E grandi i capelli, me lo godo i capelli. Sì, ma ragazzi, ho visto certi che fanno gli strip challenge là, ma fermati, con quelle mone, cioè una roba grande. Ma che porno. I cieli e il bode sono pieni di capelli down. Bello strip FIFA io e te, ma che si può, ma veramente comunque. Io nei video certi ti drizza l'uccello solo vedendo quei video, perché sono proprio zoccole, mamma mia raga. Sì, veramente. Sì, ma anche vedo anche, come si dice, youtuber famosi che con le morose proprio scrivono cose inaccettabili. E il bello è che le morose sono contente. Ma a sto punto mi tengo il bode nudo che mi massaggia il culetto. È più accettabile a questo punto. Comunque sì, siamo sbarcati anche su Twitch a dir cagate. Ciao Twitch. Ciao. Noi siamo i tognin più belli del mondo. E ci dispiace per il Togno, che il Togno ha una voce da padovano un po' bisarra. Sì, infatti, almeno chi non lo fa con la ragazza, ma paga magari una porno star che l'hanno fatto in Inghilterra, Spagna. Allora ci sta, dai, danno insieme i mobili, fa fanculo. Però Parnu esplorata. È una bella città industriale, cazzo, mamma mia. Sì, infatti, cioè, onestamente non l'ha tutta sta bellezza, c'è un chiodo. Io voglio un canale di Tory Black, cazzo. Siamo arrivati.
ma per i soldi, ragazzi, si fa di tutto. Purtroppo. Questa è la realtà. Raga, siamo arrivati. Con qualche problema, ma siamo arrivati. No! Ma no! Ma no! Ma proprio adesso! Ma no! Ma no! Ma come cazzo fa? No, va bene. Ma puttana troia. Ma ma dai, cioè, ma non ci credo. Ma puttana miseria. Ah, Dio mio. Non ho parole, non ho parole, non ho parole. Don't not parole. Siamo arrivati, cheat. E spia di Nubia anche adesso. Ma vaffanculo. Ancora 3 chilometri. Passiamo con il rosso e vaffanculo. Beh, dai, sto portando scatole vuote, però, nel senso, cioè, non è che possono rompermi i coglioni. Solo il cume. Veramente, quanti danni ho fatto? Ma porca, di quella porca. Sono la pippa più bella del mondo. Ma cos'è che c'è? C'è qualcosa di porno, scusate. Cioè il bot mette cose porno, io non le so. Grazie, Bode, grazie. Siamo arrivati cheat. Ok. Non so come ho fatto veramente a fare l'incidente qua. Ho una voglia di fare la manovra Bing. Ce la farà il signor Kume? Che pro! Oh yes! Come ha fatto l'inchino? Eccellente addirittura! E saliamo anche di livello. Boom! Ok. Bene raga, bene, io direi che possiamo anche andare. Ci siamo divertiti. Strip FIFA, ah sì, forse non so qual è. Se è uno spagnolo l'ho visto, dove c'è una figa paurosa che si spoiler completamente. Però non si vede la patata purtroppo. Eccellente dove. Raga, io vi abbraccio. Buonanotte, grazie per queste 3 live. Grazie a Guy che è moderatore. Grazie al Bode che spamma i porno, io non li posso vedere. E niente, sì, ok. E niente, un abbracciotto a tutti. Grazie a tutti, vi saluto in questo modo. Francis for Coppola Guy. Quest'oggi non ci sei solo tu. Quindi saluto te e il Bode. I 2 peni della mia vita. Ciao.